480 microgrammi per metro cubo contro il limite di legge di 50, questo è il picco di PM10 rilevato ieri mattina alle 11 dalle centraline ARPAV di Belluno. La media giornaliera si è aggirata attorno ai 150 e oggi la situazione appare in fase di lenta diluizione. Il devastante rogo della montagna che sovrasta Fortogna a Longarone e quello contemporaneo in Val di Zoldo fra Soffranco e Igne hanno causato enormi e inquantificabili danni ambientali. Gli sforamenti dei livelli di polveri sottili sono compresi nel disagio patito dai cittadini invitati da ARPAV a svolgere attività al chiuso e all'utilizzo di mascherine FFP2 all'esterno. Oltre alle PM10 è stata evidenziata la presenza in atmosfera di idrocarburi policiclici aromatici nell'ordine di grandezza del limite medio annuo. Questa mattina sulle aree avvolte dal fuoco è proseguito il lavoro di elicotteri e Canadair per contrastare piccoli focolai, soprattutto nella zona del Rio dei Frari, e la situazione è decisamente migliorata. Un impegno per la flotta aerea e per il servizio forestale regionale che da oltre un mese e mezzo è in stato di allerta. Ogni giorno si apre e si chiude un incendio. Poi questo qua è un incendio di dimensioni abbastanza grosse, insomma, quindi è un incendio importante, è un incendio che ha delle conseguenze, così come quello di Igne, che è un incendio che per le sue caratteristiche è molto pericoloso per la strada, per una serie di conseguenze. Nel pomeriggio di nuovo fiamme e fumo sulle creste della montagna in Val di Zoldo, dove l'incendio da 4 giorni crea apprensione e contribuisce a rendere ancora più fragili i versanti rocciosi che lambiscono la regionale 251 chiusa al traffico per motivi di sicurezza. C'è un'esperienza fatta dentro alla Muda, dove allora, quando moltissimi anni fa si è incendiato il Monticello, dopo hanno iniziato le colate detritiche proprio alla Muda, perché poi naturalmente il territorio viene devastato, quindi non essendoci più il bosco, prendendo le pietre che si riscaldano, si spaccano, tutta una serie di attività che vengono dopo e si innestano dei fenomeni che prima non esistevano.